Prima Sardorum, che stava in Sardegna, ma era stata e che aveva funzioni, chiamiamole, di polizia, e questa seconda corte dei Sardi è stanziata in Africa, nell'Africa settentrionale. Sulla diapositiva vediamo bene un attimino come era diviso l'esercito romano, e dove poi l'esercito era composto in legioni, ogni legione era divisa in piccoli gruppi che poi diventavano le corti, poi divisa in manipoli e poi infine centurie. 100 erano i soldati che partecipavano nelle centurie. Spesso queste legioni erano abbinate anche a cavalleria, e comunque perché invincibili, perché avevano delle formazioni straordinarie. Questa forse è una delle più famose, quella Testuggine per intenderci, e questa contro l'attacco delle diverse cavallerie. Puoi andare avanti con le diapositive, grazie. Allora, ecco, aggiungo mentre va avanti la diapositiva che la corte di cui stiamo parlando era formata all'inizio da 500 uomini e poi da 1000 uomini, di cui solo un terzo cavalieri, solo un terzo fatta da cavalieri, e abitavano in questo forte che hanno costruito. Naturalmente la data del 122 è una data che è stata acquisita da alcune documentazioni epigrafiche, ma in realtà probabilmente la corte dei Sardi era ben prima nell'Africa settentrionale, diciamo così. Ma voi tenete sempre conto, quando io parlo, che non sono uno storico, faccio un altro mestiere, faccio il romanziere, cerco di tenere forte il collegamento con la realtà storica accertata, ma il romanziere si prende delle libertà. Ma quello che vi sto dicendo, diciamo, sono cose ancora abbastanza accertate. Questa diapositiva l'ho fatta, caro Vindice, per smentire che Olbia è una città piena di buche, e che invece proprio nel periodo romano aveva delle strade straordinarie, e proprio dire che forse la Sardegna era un po' il caput mundi della Sardegna, proprio perché numerose erano le strade che poi da Olbia si ripartivano verso Calares, verso Tocha, Tarros e Turris Libissoni, dove si svolge buona parte del tuo romanzo storico. Vuoi descrivercela per un attimino? Ma guardate, la cartina, molto rapidamente, la carta di sinistra tratta da un libro del professor Mastino, più grande epigrafista che abbiamo in Sardegna, e che dal quale poi abbiamo tratto questa carta. Non so se si vede bene, però guardate un pochino, ma proprio a grandi linee. C'erano grandi strade che partivano tutte da Cagliari, Carales, capitale della provincia, diretta da un governatore imperiale, quando la provincia era particolarmente focosa, in particolare tra l'altro nella zona tra Berchidda e Monti, dove c'era la famosa popolazione dei Balari, ma precedente alle vicende del nostro romanzo. Però la capacità dei romani, e qui poi tocchiamo un altro argomento magari con Gianni, quando noi parliamo della presenza romana in Sardegna non dobbiamo pensare, tanto stiamo parlando di una presenza che è durata, compresa quella successiva dopo la caduta dell'impero romano, quindi con i bizantini che erano romani, che si consideravano romani, eredi dell'impero romano, stiamo parlando di circa un millennio. Quindi quando noi parliamo di conquista romana diciamo giusto. Ma prima dei Romani c'erano i Punici, ma i Punici avevano conquistato, ma si erano integrati in alcuni secoli, quindi sardo-punici. Queste strade che vedete la strada centrale, tipo quella che è attualmente la 131, vedete poi la strada occidentale sarda che arriva e arriva alle miniere di Iglesias, chiamiamole così, di Metalla, e poi sale sino a Oristano, sino a Cornus, che è Santa Caterina dei Pietinuri, e poi sino a Carbi Alghero, fino a Porto Torres, Turris Libisonis. Ma poi guardate, a oriente c'è la orientale sarda, e poi guardate, questa è molto importante, che conferma un aspetto, lo dico perché a volte si creano delle polemiche su questa questione. Vedete, da Cagliari c'è una strada che parte, arriva in alcune località che adesso non vi leggo, Biora, Valencia, l'attuale paese di Serri, e sale Sorabile e Fonni, e poi Caput Tirsi orientativamente la zona di Budusò, e ci avviciniamo appunto alla Gallura, sino al punto, uno dei punti più importanti della Sardegna romana, che era appunto Olbia, col suo porto e la sua struttura. Perché ho detto, e poi ci ritorniamo, che ci possono essere delle polemiche? Noi quando parliamo della Sardegna romana, che cosa intendiamo? Che cosa ci viene in mente? Ci viene in mente la dominazione romana.
dominazione romana vuol dire oppressione. Effettivamente i romani non erano farina da fare ostie, non erano stinchi di santo, erano delle persone che conquistavano e volevano avere il massimo di vantaggio economico e politico dalle province che occupavano. E in Sardegna cosa c'era? A parte il famoso granaio di Roma, insieme alla Sicilia, c'erano le miniere importantissime, e in più era un punto centrale di passaggio la Spagna, l'Africa e Roma. Perché dico questo? Perché noi siamo abituati, magari qualcuno poi non è d'accordo, siamo abituati a pensare di questa continua, costante resistenziale dei sardi durante qualsiasi dominazione. Ora, c'è stata, abbiamo appena citato la popolazione dei Balari, importantissima, aggiungerei i Nurritani, che fanno parte del mio romanzo, partecipano al mio romanzo, ma che sono realmente esistiti, che era una popolazione più o meno stanziata nella zona di Orotelli, quindi barbaricini, diciamo, praticamente, e che hanno una loro corte autonoma etnica. Ma se la strada passava in Barbagia, chiamiamola così come la chiamiamo oggi, e avevano costruito i romani un castrum ad Austis e poi a Fonni Sorabile, vuol dire che la presenza romana era entrata nel cuore della civiltà sarda. Ma di che civiltà parliamo? Questo è poi un aspetto che magari in alcune domande, alle quali più che rispondere io dialoghiamo, non esistono delle cose. Le evidenze archeologiche, qua non so se ci siano degli archeologi presenti in sala, ma comunque dimostrano che i romani sono entrati dovunque. Basta pensare che su Attisca abbiamo trovato un bel gruzzoletto di monete romane. I romani erano furbi, no Gianni? Perché i romani, vuoi venerare i tuoi dei? Nessun problema. Giusto. Anzi, c'era scusate la parolaccia, un sincretismo religioso tra dei romani e dei autoctoni. Anche in Africa, dove va la nostra corte, protagonista del romanzo, c'erano degli dei africani che i romani si sono ben guardati dal reprimere, li hanno anzi valorizzati. L'importante è che tu paghi le tasse, l'importante è che tu mi dai i soldati per l'esercito, e che quando è il momento difendi i confini da incursioni eccetera eccetera. I romani da questo punto di vista erano straordinari. I romani entrano in crisi quando c'è inflazione, quando ci sono problemi economici. Anche questa cosa che l'impero romano cade per la cosa dei barbari è vero, ma i barbari erano romanizzati, non è che sono arrivati dei personaggi che non avevano rapporti. Le popolazioni barbare che sono entrate dal Danubio erano popolazioni abbondantemente romanizzate, non tutte ma moltissimo romanizzate, e che venivano spinte da altre invasioni eccetera. Ma questo è un altro ragionamento. Torniamo alle nostre cose. No, anche per ribadire quello che poc'anzi hai marcato, ho messo due strade proprio perché le strade erano una forma di lì si svolge una parte del romanzo, in quella strada lì. Bravissimo, incredibilmente necessaria, anche perché l'esercito poteva raggiungere immediatamente questo o quella località per incidere direttamente attraverso il proprio esercito. Ma lasciano anche delle cose importanti. Qua siamo a Turris Libisonis, l'attuale Porto Torres. La fortuna di questa città è stata che la città romana è spostata dal vero centro attualmente utilizzato, per intenderci. Scusami, fermo un attimino, ritorno un attimo indietro, anche perché questo è il cosiddetto Palazzo del Re Barbaro, e questi sono alcuni, devo dire, alcune delle cose ritrovate. Questo è un mosaico che riguarda Orfeo. Vai avanti, grazie. Altre due città importanti, poi ritorneremo, sono due elementi, anche questi toccati nel tuo libro, soprattutto su Cornus, dal viaggio che due personaggi fanno per arrivare fino a Turris Libisonis, e l'altra invece è Taros. Qui precisiamo che la città è sicuramente punica, ma comunque i romani sono rintervenuti sistemando la parte degli acquedotti e le terme, e perché no anche delle strade. Questa è una cosa abbastanza importante, perché poi la fede diventa una fonte battesimale straordinaria nella chiesa successiva, V-IV secolo, e evidenzia l'importanza di una basilica di questo tipo. Ancora avanti, grazie.
Beh, qui siamo qui, giochiamo in casa. Non vi nego che stamattina mi sono preso uno spaghetto dimenticandomi che oggi era il 1° aprile, però è stato anche divertente perché sì, l'ho fatto Mauro Ru, non so che sei presente, è stata carina questa cosa. Con mia moglie commentavamo, no, l'abbiamo messa ieri, ho detto, all'interno di una diapositiva pronta, e poi mi ha detto no, ma è caduta, mi hanno decapitato la statua grande. Allora meno male ho fatto, allora non è successo niente, e poi abbiamo capito dello scherzo. Olbia chiaramente è una città non importante, stra importante, sotto Nerone qua gestiva la città una sua concubina straordinaria che si chiamava Arte. Questi sono purtroppo i soli resti, non i soli, in realtà ne abbiamo tanti di resti dell'acquedotto romano, e non lontano da qui, dall'altra parte della strada, ci sono le colonne, anzi i pilastri, perdonatemi, dell'acquedotto che prepotentemente si insinuano nelle case dei punici, quasi a dire guarda che chi comanda siamo assolutamente noi, quindi distruggendo anche parte delle case puniche. È importante perché questa è nella zona di Saruitola, per intenderci, è Capo Abas, inizio delle acque, e da Capo Abas arrivava l'acqua in città. E anche qui, senza doverlo commentare ancora di più, vi dico che proprio qua dietro, nel cortile dei Rasenti, sono ancora presenti le terme romane. Avanti, grazie. Dimenticavo, è una storia che poi sono andata a riguardarvi. Questa cosa è una cosa importante, perché i traffici commerciali che ha elencato poc'anzi Vindice denotano anche che non si commerciava soltanto in pelli e formaggi, per intenderci, o grano, ancora di più, ma proprio sulla città di Olbia. Questa è una testa trovata intorno al 1990 da un pescatore diventato poi credo si chiami Pintus, ma non voglio Ogniedo, non mi ricordo esattamente, però è importante perché denota una bellezza in terracotta straordinaria. Quindi evidentemente c'erano delle officine particolari che lavoravano anche su queste cose, e rimarca anche le ipotesi che molti degli archeologi fanno, che a 100 metri di distanza in linea d'aria fosse presente un tempio dedicato ad Ercole nell'Acropoli olbiese. Anche qui è punica, è greca, probabilmente il nome ce lo conferma, è greca, e poi i punici sono arrivati, e poi i romani ancora di più. Avanti ancora, giusto per marcare due cose. Questo è importante, Vindice, tu lo sai bene, siamo nel cuore della Sardegna, Forum Traiani, qui c'era un dux praticamente che governava buona parte della Sardegna. Ancora avanti, e beh, qui siamo a due passi ancora importanti, una punica che è quella di Lore, e poi conquistata di nuovo dai romani, e questo è il teatro, per intenderci. Le grandi città avevano il teatro, e quella che invece vediamo sulla destra invece è l'anfiteatro di Cagliari. La differenza sta sul fatto che il teatro è un semicerchio e l'anfiteatro invece è un ovale, un cerchio. Va bene, ancora poi ritornare indietro e guardiamo un attimino soltanto le usanze, e poi entriamo dentro il romanzo, se per te va bene, quindi non ci sono problemi. Ancora un pochino, eccolo qua, società romana, no? La domanda, come al solito direbbe qualcuno, nasce spontanea: ma era veramente una guerra di sardi contro i sardi, o i sardi non si sono integrati con i romani? In realtà a Roma Cicerone diceva che noi eravamo i sardi pelliti. Un motivo fondamentale c'è, e l'ha accennato Vindice nella sua prima parte. Lui rimarcava che qui arrivava gente da tutte le specie, erano quasi sempre schiavi. Per esempio molti dei nomi che oggi ci riportiamo, i Calvisi per esempio, sono di Calvio, per intenderci, no? Nella zona delle miniere in pratica venivano mandati gli schiavi, e non tutti erano degli stinchi di santo. È abbastanza importante, no? Ma lo facciamo soltanto brevemente. La gens che erano praticamente dove partecipavano nei diversi comizi, era quella che in realtà controllava sotto tutti gli aspetti Roma. I patrizi, anche questi che avevano gran parte dei possedimenti, molti dei quali in Sardegna. Cicerone, per intenderci,
rimarca Vindice che noi sì eravamo stati pelliti, ma in realtà lui non faceva altro che difendere dei senatori o comunque della gente patrizia che aveva grossi possedimenti di terreni, e quindi per vincerlo è chiaro che ci prendeva anche in giro. E non è un caso che proprio in una città come la nostra il fratello quinto di Cicerone commerciava tra la penisola e Roma praticamente, cioè tra l'isola e la penisola. Ancora, e poi quindi i plebei, va bene, la maggior parte del popolo, e poi erano quelli che udivano ai patrizi, erano i clientes, e infine gli schiavi, attenzione, che erano prigionieri di guerra, questa è una cosa importante, che avevano rubato o ucciso, lavoravano le terre, le facevano bestiame, il padrone poteva ucciderli e venderli oppure ridargli la libertà. Quei pochi che avevano la libertà erano chiamati liberti. Vai un pochino avanti per piacere e poi entriamo davvero ecco, qui alcune delle forme. Questo è la Villa dei Misteri a Pompei, forse uno dei dipinti più belli che ci riportiamo, ma dà anche un'idea di che tipo di casa, il famoso rosso pompeiano per chi lo conosce. E qui insomma ci sono alcune delle diverse acconciature che i romani utilizzavano, e qui è il grande senato dove si decideva tutto e dove nascevano i grandi intrighi, intrighi che tra parenti sono ancora lo spirito del libro di Lecis. E adesso puoi andare avanti per piacere, grazie, e ti fermi, eccolo qua. Ma chi è Ursario? No. Allora, adesso entriamo un po' a parlare rapidamente, a grandi linee, del romanzo. Ursario è uno dei personaggi più importanti. Ursario in realtà è un nome vero, nel senso che è un soldato che è stato congedato e che ha combattuto, un soldato sardo che ha combattuto sul Danubio e che torna in Sardegna, e secondo le leggi romane, dopo 25 anni di servizio militare, una cosa breve, poteva avere la cittadinanza romana, aveva il permesso di sposarsi e gli veniva concesso un terreno. Hanno trovato questa tavoletta di cui Gianni gentilmente ha messo alcune cose, che è esposta al Museo Sanna di Sassari, dove attraverso una serie di testimoni gli si è dato un terreno vicino ad Anela, eccetera. Ma non è tanto questo. Diciamo che Ursario, questo personaggio, non c'è nel romanzo, ma ho inventato il figlio, appunto Ursaris o Ursario, la stessa cosa, ed è uno dei punti centrali del romanzo. Cioè non voglio dire troppo, però effettivamente Ursario è, come dire, il prototipo dell'agente doppio. Il romanzo è attraversato da tante cose, ma una in particolare, la questione dei, chiamiamoli, dei servizi segreti dell'antica Roma. Cioè l'intrigo era molto presente, gli imperatori vivevano in una condizione, erano pochi gli imperatori, ecco, Adriano è uno di questi per esempio, anche Traiano, il predecessore, erano pochi gli imperatori che morivano nel loro letto, naturalmente, per malattia. L'età di Adriano è un'età buona, viene chiamata l'età aurea, anche con Antonino Pio successore, perché tutto sommato guerre ce ne sono state, però diciamo si è organizzata lo Stato in modo diverso. E la cosa interessante è che però nessun imperatore lasciava niente al caso. Lo stesso Adriano, che passa per un imperatore pacifista, cosa assolutamente non vera, solo perché amava la Grecia classica ed era appassionato di poesia, ed era amante dei viaggi, praticamente forse l'imperatore romano che è stato meno tempo a Roma, anzi proprio quasi nulla a Roma, ci passava ogni tanto, faceva delle cose un po' demagogiche, tipo, importanti, sarebbe ai giorni d'oggi, faceva bruciare i debiti che i plebei potevano avere con lo Stato, eccetera. Però la cosa interessante è che ognuno di questi imperatori aveva un servizio segreto, anzi più servizi segreti a disposizione. Perché dico questo? Perché il romanzo è attraversato da degli intrecci, certo degli intrighi, che davvero si collidono e che si allargano e che poi si rincontrano. Ursario è uno di questi aspetti, ma ci sono altri personaggi nel romanzo, come un pretoriano che si chiama Agneo e che poi viene in Sardegna e si innamora di una ragazza di Turris. E cosa fa questo Ursario? Ursario, che ho immaginato che fosse nella zona appunto dell'Oceano attuale, diciamo così, improvvisamente capeggia una ribellione di Sardi, e improvvisamente poi lo troviamo in Africa a capeggiare una ribellione di Mauri. Lo dico ai ragazzi che sono presenti, quando, non so se avete già fatto la storia romana, ma Adriano Imperatore, che è stato uno dei più importanti imperatori, appena viene eletto imperatore tramite un suo prefetto del pretorio,
fa uccidere i suoi oppositori, che erano 4 o 5 importanti, che erano militaristi, diciamo, e Ursario entra in questa vicenda, ecco. E poi ci sono una serie di altri personaggi. Questi servizi segreti erano talmente invasivi che tutti i cittadini romani temevano questi servizi segreti, come in ogni stato. Cioè non era Roma uno stato democratico, diciamo così. I servizi segreti erano l'orecchio e l'occhio dell'imperatore e ascoltavano ogni cosa, e i senatori erano spiati, i generali erano spiati, i consoli erano spiati, tutti erano spiati, e l'imperatore aveva il quadro della situazione. Quindi voglio dire, e c'era un corpo in particolare che è citato moltissimo nel romanzo, che si chiamava il corpo dei frumentari, che erano un corpo che nasce come controllo del frumento nei porti, ma in realtà poi diventano i veri uomini di mano di qualsiasi imperatore. E appunto questo Cneo diventerà successivamente il capo dei frumentari, utilizzando, ecco, i sardi sono ben presenti, e infatti poi troveremo qualche minuto eccetera, capiremo, stiamo parlando molto di parte militare, perché effettivamente quando si parla dei sardi nella storia, a parte le cose che abbiamo detto prima, delle invasioni, della sudditanza, delle ribellioni, mettiamo in evidenza quest'indole un po' guerresca, e la troviamo un pochino in tutto lo sviluppo della storia, no? Quando apriamo un libro troviamo che per esempio la guardia dell'imperatore del faraone Ramses era formata da sardi, Shardana, possibile. Questa corte dei sardi viene considerata come se fossero delle teste di cuoio. La cosa mi sembra esagerata, ma comunque erano un corpo che era stato messo al confine più meridionale dell'impero, quindi nella parte più complicata dell'impero. Più avanti troviamo dei sardi, per esempio, che fanno la guardia personale di un imperatore bizantino nell'VIII secolo, quindi successivamente, ma troviamo i sardi nella battaglia di Lepanto, i cristiani contro i musulmani, li troviamo un terzo di Sardegna, un'unità militare sarda, e poi fino alla brigata Sassari, mi viene da dire. Quindi i sardi, per la loro indole guerresca, e infatti i sardi dove li mandano? Li mandano nel punto più complicato da loro, che era il confine più a sud dell'impero romano, appunto l'Africa, e mandano questa corte seconda Sardorum. In questa slide abbiamo marcato un attimino chi era l'imperatore Adriano, che fa una politica importante, che è una politica di contenimento del proprio territorio, no? Invece che di espansione, così come aveva fatto Traiano prima. E qui si vede, insomma, con la moglie non c'era una ragione di vivere, per così dire, se non anche qui per una questione legata esclusivamente economica, mentre invece con la madre di Vibia Sabina, cioè con Matilda, c'era davvero una grande disponibilità, ma con tutta probabilità il vero amore di Adriano era Antino, un giovane greco, insomma, Bitigno. Quindi giusto per capire esattamente come erano infatti questa slide è bellissima, complimenti già. Grazie, no, ma se guardiamo, vedete che Adriano ha la barba, no? Sembra una sciocchezza, ma è stato il primo imperatore con la barba. E allora successivamente moltissimi, quasi tutti gli imperatori hanno portato la barba. Sembra una stupidaggine, ma non lo è affatto, perché la moda, e qui entriamo nell'aspetto del romanzo, quando si scrive un romanzo storico, perché lo facciamo? Lo facciamo perché uno ha passione, evidentemente, ma anche perché ci sono alcuni enigmi della storia. Non è necessario inventare nulla, ma allo stesso tempo il romanzo può dare risposte alla documentazione che può essere carente. In questo caso, sulla corte seconda dei Sardi qualcosa c'è, ma non c'è moltissimo. Sulla struttura militare sarda nell'esercito romano c'è abbastanza, ma non è quello che a noi interessa, parlando del romanzo storico. Noi dobbiamo appassionare i ragazzi, perché dobbiamo metterci in testa una cosa: non solo che la Sardegna non era un buco nero della storia, non era affatto isolata, e lo vedremo dopo, ma la Sardegna e i sardi partecipavano attivamente alla vita di quella che era l'organismo pulsante dell'impero, anche, se mi passate la battuta, per la moda. Vedete, Vibia Sabina, la moglie, naturalmente in Sardegna, in Sardegna, come Gianni ha fatto vedere prima, cioè la struttura economica, i ricchi erano ricchi e i poveri erano poveri. Guarda un po' Villa Tivoli, però che cos'era? No, e quella è la Villa Adriana. Adriana, perdona. Se torni indietro voglio far vedere una cosa, perché leggevo da qualche parte, la conciatura di Vibia Sabina è straordinaria.
voi direte, se voi andate nei tanti musei romani, troverete decine, centinaia di questi busti di imperatori, imperatrici, eccetera. Guardate le donne in particolare, come i tagli, e c'era un uso. La civiltà romana è una civiltà straordinaria, e facevano in modo che anche nelle province dell'impero la moda, l'economia, l'arte, è come nel Medioevo. Quando noi diciamo il Medioevo sardo lo sappiamo poco, ma scusate, le chiese che abbiamo non hanno nulla da invidiare a Lucca o a Pisa. Ecco, appunto Antino, vedete la bellezza di questo ragazzo. Adesso io l'ho citato nella parte finale del romanzo perché Margherita Yourcenar racconta nel suo straordinario romanzo storico, in parte Memorie di Adriano e gli appunti sparsi, la vita di Adriano, perché effettivamente Adriano è stato un personaggio straordinario, e racconta questa parte dell'amore pazzesco che Adriano aveva, pur essendo sposato, aveva per questo bellissimo Bitinio, che muore in circostanze misteriose. Lì bisognerebbe fare un romanzo, anzi molti hanno scritto, annega in un fiume. Lui non si riprende più da questa morte e dedica ad Antino non so quante centinaia di statue, lo fa diventare un dio. La cosa curiosa è che Margherita Yourcenar racconta l'unica, inventandola probabilmente, ma l'unico passaggio di Adriano in Sardegna, che io riprendo naturalmente, l'ultima frase, quando appunto preso da una lì ho dovuto costruire la parte, arrivano in Sardegna e un pescatore, probabilmente appunto costa tirrenica, quindi tra Olbia e San Teodoro, diciamo così, tra Olbia e Coclearia, perché San Teodoro si chiamava Coclearia, appunto questo contadino li salva probabilmente da una burrasca, li fa arriva al posto e gli offre del trancio di tonno. Ecco, questa è una cosa curiosa finale, però effettivamente anche questioni come l'omosessualità di Adriano, che era molto discussa nei circoli letterari e pettegoli dell'epoca, in realtà era una cosa molto normale, ma non doveva essere ostentata eccessivamente, anche se Adriano lo portava tranquillamente in tutte le cose. La stessa moglie di Adriano, col quale lui non andava d'accordo, secondo le fonti naturalmente, ma non è quello che ci interessa, però ha accompagnato il marito in alcuni campi militari, in alcuni delle decine di viaggi che l'imperatore ha fatto. E se Gianni mi consente, vedete Adriano imperatore in questa propria immagine, con la barba, con questa splendida pettinatura, con la sua vestiti di foggia militare, perché lui era un militare, arriva al forte di Rapidum quando il forte è costruito, perché non dimentichiamo che Rapidum è stato costruito su ordine dell'imperatore Adriano. C'è una lapide che ricorda la formazione di questo forte. Ecco, questo non è Rapidum, ma si assomiglia. Ma è praticamente è una delle prime costruzioni che i romani fanno per impossessarsi di un luogo, per intendersi. Queste sono chiaramente sono ricostruzioni, ma queste sono le tende, e questa è una palizzata fatta in legno, ancora qui torri, e lì stabiliscono il loro quartier generale, per poi passare, dopo aver conquistato una parte di territorio, a una costruzione in muratura, dando al solito la forma a quadrato, due assi che sono ortogonali tra di loro, la famosa città scacchiera. Guardate il centro storico di Olbia, immediatamente vi rendete conto di quanto sia viva ancora e presente il tracciato a scacchiera. Qui, come vedete, c'è dal quartiere delle truppe al pretorio, le sedi del quartier generale, quando andremo a vedere Rapidum, e ci andiamo adesso, ancora avanti, possiamo fermarci qui un attimo. Anche qui va bene. Ecco il forte di cui si parla, e che finora è stato ritrovato, noi lo vedremo più, e questo è un po' in particolare, dalle terme fino ad arrivare alle caserme, alle condotte dell'acqua, al granaio, tra parentesi importante, dove si svolgono alcune ruberie all'interno. Infatti volevo far vedere una cosa, ma proprio rapidamente, perché non voglio annoiarvi eccessivamente. Naturalmente questi sono gli scavi archeologici sino forse agli anni 80. Torniamo un attimo, un secondo solo. Qua erano tutte costruite, però guardate un attimino. Questi erano i magazzini. Questo qui è un forte di circa 130 x 120 metri, quindi non è esattamente quadrato, ma non è importante. Però, come diceva giustamente Gianni, cardo, decumano, vedete, 4 porte con le torri
Perché indugiamo a parlare di questa cosa? Ma non è per dire ma guardate come costruivano me, ma per dire come un'unità militare sarda doveva uniformarsi a quelli che erano gli ordini dell'impero. Non è un caso, guardate, questi erano i magazzini, questi erano i luoghi dove dormivano i soldati con le stalle, con le scuderie, eccetera, eccetera. Questo era il principium, cioè il luogo dove c'erano gli uffici amministrativi, perché attenzione, i soldati dovevano essere pagati, i soldati dovevano... Cioè, non è che avete visto prima, erano degli assi con cui si pagava, tanto vero diceva soldato soldo, e l'asse era il soldo che poi per noi è rimasto fino all'800, al 1800 per esempio. Questi sono uffici amministrativi e la residenza del comandante. Queste invece, guardate qui, sono le terme. Immaginate, ai confini non del deserto, perché ancora a 200 km ci sono ancora le montagne prima del deserto, ma in una zona impervia, i sardi hanno costruito in questo campo che ospitava 500 o 1000 uomini con i cavalli, anche le terme, quindi badavano alla salubrità della loro vita, anche all'igiene se vogliamo. Qua e qua troverete, sono indicate le latrine, cioè un'organizzazione perfetta. Addirittura in questa zona c'è una fabbrica di laterizi, c'è qui il tribunale, c'è la basilica esercitatore dove si facevano nella palestra le esercitazioni militari, eccetera, eccetera. Quindi un'organizzazione straordinaria. Fontane, approvvigionamento idrico, vedete, questa è la fogna. Quindi trovate, e infatti guardate qui, come Gianni diceva giustamente, questo è il forte. Ma guardate il villaggio come cresce A, B, C e D nel corso dei secoli, fino a diventare una città di 9.000 e passa abitanti, che non è poco. No, non è un villaggio, è Telti e Monti messi assieme, per intendere. È proprio una cittadina. Naturalmente i sardi, quando la città cresce, sono stati già spostati più a occidente verso il Marocco, ma lì c'è un'unità militare che si chiama in un altro modo, ma che è fatta da abitanti del luogo. Volevo far vedere, se posso, dice, perdonami. Questa zona praticamente nasce limitrofa al forte, ma in questa zona molte delle famiglie dei soldati si spostano dalla Sardegna e lasciano qua un'impronta importante. Ecco perché poc'anzi diceva, sai, è difficile adesso arrivare in questa zona, che è una zona abbastanza pericolosa, proprio per cercare una forma genetica, e se qualcosa l'abbiamo seminata anche lì, per intenderci, va bene? Che vuoi vedere, Vini? No, se andiamo a vedere la ricostruzione avanti, fantasiosa, no, ancora avanti. Eccola qua, eccola. Questa è la ricostruzione un po' fantasiosa di un pittore francese che ha costruito decine di disegni, ha fatto decine di disegni perfetti di molte cose dell'Africa romana. E qui vedete, questo è il Rapidum Forte, vedete, non so se si vede bene, ma Gianni l'ha anche contrastato bene, con le porte, le terme, che dicevo prima, le varie caserme, le varie strutture, e il forte, scusate, è il paese che si sviluppa cinto da mura, con anche lì, vedete, le strade, e con la sua struttura, poi probabilmente un piccolo teatro, insomma. Comunque, era solo per dirvi che, e torniamo al romanzo storico, il romanzo storico serve non a fornire delle risposte certe, ma a incuriosire i nostri lettori, a dire ai lettori della Sardegna che i sardi hanno fatto delle cose, non erano soltanto dei mastruccati latrunculi, come veniva citato da Gianni Cicerone sui sardi, che erano considerati inaffidabili, che dicevano sempre la stessa cosa, che facevano la falsa testimonianza, eccetera. I sardi erano integrati, e infatti la Sardegna costiera era pienamente, nel periodo del nostro romanzo, romanizzata, romania. La parte interna abbiamo visto, certo, più resistente, più restia, ma aveva una sua presenza romana, e molte delle questioni del romanzo si alternano un po' nell'Africa settentrionale con la nostra corte dei sardi e un po' con vicende che riguardano la Sardegna romana, che ho ricostruito abbastanza fedelmente. Attenzione, no, la cosa che mi preme marcare, che Rapidum, e poi lo vedremo un pochino più avanti perché abbiamo una fotografia aerea, non è una città conquistata, è una città costruita, ok? E qui si vede in realtà l'abilità, ma anche la voglia, no? E soprattutto l'integrazione tra il popolo sardo e l'impero romano, tra virgolette, no? Vai un pochino più avanti che forse abbiamo una visione, eccola qua, eccola qua. Questa è la città di Joab, no? Ed è la zona in cui è nata Rapidum.
fai vedere tu anche, vedete, mi ricordo bene. Quelli disegni che abbiamo visto prima sono questi. Vedete, qui c'è il forte, vedete qui la struttura del villaggio, non si vedono le due strade, e qui ci sono molte, come si dice in gergo, emergenze archeologiche. Sono stati trovati tutti i nomi, le tombe, disegni, scusate, delle pietre scolpite, eccetera. Addirittura c'è l'unico, per esempio, noi siamo abituati a vedere nei film il saluto, vabbè, sono dettagli che però nel romanzo bisogna stare attenti a non fare errori storici, ma per esempio il saluto del soldato romano noi siamo abituati a vederlo che fa il saluto romano, appunto, no? Per cui poi è stato ripreso nella grandezza. Cioè, e invece c'è lì il saluto del fantaccino, del fante, che è il saluto normale con la mano, così, eccetera, portata alla visiera dell'elmo, per dire. Ed è uno dei pochissimi casi, e proprio si è trovato lì. E niente, praticamente Adriano che cosa aveva fatto praticamente? E perché manda la corte dei Sardi lì? Perché aveva deciso di smetterla con l'espansionismo di Traiano, che aveva portato l'impero al massimo sviluppo, e decide invece di restituire ai governanti legittimi il regno della Mesopotamia, eccetera, e decide di circondare l'impero, chiamiamolo così, da mura oppure da strade fortificate. Ecco, a differenza del Vallo di Adriano, costruito da Adriano, che sono torri, mura, paesi, torri, mura, quella si tratta di una strada che con paesi fortificati e con torri qua e là che ci hanno aiutato a capire bene com'era il confine dell'impero. Io direi di andare avanti rapidamente. No, poi... intanto Rapidum rimane presidiato fino al 201 d.C. Sì, e poi si sposta e si spostano dall'altra parte, e infine i civili, quindi tutto il villaggio, sopravvisse fino all'imperatore Aureliano, quindi voglio dire, di lunga data su tutti gli aspetti. Ti faccio un'altra domanda e poi apriamo un dibattito con la speranza che tutti, sì, anche perché così non vorremmo annoiare nessuno. Qual è il personaggio che ti è piaciuto di più del tuo libro? Allora, sì, sincero. Abbiamo detto questo Ursario. Possiamo accendere le luci, sì, vogliamo. Questo Ursario è un personaggio straordinario perché è molto silenzioso ed è impegnato in operazioni riservatissime, come abbiamo detto, e chi avrà voglia di leggere il romanzo se ne accorgerà, ecco. Poi c'è quest'altro sempre agente, diciamo questo Cneo, che diciamo non è sardo ma in Sardegna trova l'amore e allo stesso tempo è impegnato in operazioni riservate, ma allo stesso tempo fa dei rapporti sullo stato delle strade, l'abbiamo visto prima. Roma aveva costruito sulla base delle preesistenti strade puniche, che a loro volta avevano costruito strade o passaggi viari sulla base dei passaggi nuragici, e su questo non c'è dubbio. Bene, fa un racconto, cioè praticamente troverete nel romanzo la parte classica di ogni romanzo storico, cioè la parte, diciamo, dell'avventura, la parte dell'amore, ma troverete proprio, ho cercato di restituire quella che era al di fuori di ogni mito, la realtà della Sardegna romana, quindi i suoi pregi e i suoi difetti, e i difetti erano tanti. Per esempio la Sardegna era tutto quello che vogliamo integrata, ma era comunque terra d'esilio, era terra di sfruttamento. I primi cristiani, siamo all'inizio del secondo secolo, i primissimi proprio cristiani già iniziavano Adriano proprio già iniziava a mandarli qui, pur essendo un imperatore tollerante anche con la religione cristiana, ma la religione cristiana, essendo una religione tra virgolette rivoluzionaria, poneva il problema di un sovvertimento dello Stato romano, e Adriano ha detto: guarda, potete fare quello che volete, ma non ci rovesciate il trono per questo. E quindi si troverà anche, ma la cosa curiosa, e che è stato un po' faticoso, si troverà la struttura politico-amministrativa, e quindi i personaggi, i municipi romani, le varie strutture, il governatore, chi lo nominava, che cosa faceva, i soldati, le loro strutture, il lavoro delle miniere, un lavoro complesso che però non offende lo sviluppo del romanzo storico, di cui abbiamo parlato solo a grandi linee perché la trama è abbastanza complessa. Perché il libro va comprato. Sì, no, ma poi non è soltanto intrigo, è anche svolgimento. Per esempio, cito una questione che riguarda le donne, no? Argomento importante di ogni romanzo, ma non per fare i romanzi di capa e spada, come si diceva un tempo, che ci vuole sempre la storia d'amore, perché sennò il libro non è... No, effettivamente
Le donne romane ricche potevano avere un ruolo da protagonista, ma le donne romane non ricche avevano un ruolo di assoluta sottomissione. A differenza, mi è capitato di presentare proprio qui romanzi dell'età giudicale, dove le donne sarde comunque hanno degli elementi di protagonismo, anche le donne, chiamiamole povere o di estrazione non del regno del giudicale, diciamo così. Eppure, quindi abbiamo visto, che so, delle donne che testimoniavano, abbiamo visto delle donne che avevano al mercato lo stesso valore del servo, e non era assolutamente scontato. Nell'età romana le cose non sono così, diciamo genericamente, però qui troviamo 3 personaggi femminili a quali io sono legato. Uno, diciamo, ha una vita breve nel romanzo, ed è una donna che si innamora, ma dell'uomo sbagliato, e non dico altro. L'altra, Giulia Fortunata, donna molto bella, giovanissima, un po' viziosa all'inizio, ma poi capisce che le cose non devono essere prese in quel modo, che è la figlia dell'augure di Turris Libis Laugure. L'augure era il sacerdote più importante di Turris in quel momento, che abitava in una delle bellissime ville, tra l'altro esistente davvero, ci sono soltanto pochi resti a Turris Libis. Se avrete voglia andate a vedere, che forse è l'unica, a parte Cagliari e Nora, ma insomma ci sono veramente da immaginare. E questa Giulia Fortunata, troverete delle pagine di diario che naturalmente ho scritto e che troverete anche tentando di scrivere come alcuni romanzi storici del passato hanno tentato di immaginare la scrittura di un diario dell'antica Roma. E poi la moglie di questo Ursario, appunto, Sestia, che è una donna, forse la donna più sarda del romanzo, una donna dolente, silenziosa, sì, certamente silenziosa, non dedita a nessun intrigo, e che pur venendo privata prima del marito che va a fare il capo insurrezionale con i Mauri, presunto, poi gli rapiscono i figli, non dico altro. Perché glieli rapiscono lo troverete appunto leggendo il romanzo. Riesce a tenere la barra dritta, eppure poi viene protetta dall'esercito, però poi ha un ruolo anche quando Ursario viene mandato in Africa a compiere una certa missione che non vi dico. Insomma, personaggi ce n'è anche troppi. Troverete alla fine del romanzo, perché non ci si perde, però troverete alla fine del romanzo un glossario dei termini più usati latini, perché i nomi delle armi, alcune cose legate all'attività amministrativa e politica, le città eccetera. Troverete però anche una nota storica che consente, e più anche l'elenco dei nomi, perché i nomi non mancano, ecco. Però la cosa divertente è che si troverà anche la vita che ho cercato di ricostruire. Per esempio, non è facile immaginare, i romani avevano la fissazione di mettere degli dei a ogni cosa che facevano, a ogni situazione che vivevano, per esempio persino alle latrine, per cui avevano inventato i 2 dei Sterculus e non so quale, ed è curioso la ricostruzione, persino che ho fatto, ahimè, di una latrina dove si discuteva di politica attivamente. Oppure, e questo è molto importante, le famose popine. Che cos'erano? Sicuramente erano anche a Olbia tante popine. Olbia era una importantissima città portuale e di passaggio straordinario del Mediterraneo occidentale. Beh, a questo punto la cosa interessante è capire come si era organizzata la vita, quella normale di tutti i giorni, cioè le locande. Ma le locande non erano soltanto dei luoghi per mangiare, e quindi anche la ricostruzione di cosa si mangiava, lo troverete, fatto un po' di ricerca, non sono cose inedite, nessuno è un genio, però uno si impegna per costruire delle cose credibili. Ma troverete anche delle popine che erano appunto ristoranti e luoghi e postriboli, luoghi di prostituzione, quindi troverete le tariffe persino, che insomma adesso non stiamo lì a dirle, ma erano interessanti, quelle monete che Gianni ha fatto vedere prima, con una di quelle, eccetera eccetera. Era compreso anche parte queste sono battute. No, intanto grazie Vindice, perché come al solito la fantasia in realtà ti fa ragionare ancora un pochino di più. E dico anche, per esempio, questo era il famoso asse, per intenderci. Qui siamo già invece su Laureo di Adriano, che è decisamente molto più costoso, insomma. Però questi erano i soldi che venivano dati alle truppe romane, con questi insomma si potevano acquistare questa e quella cosa, per intenderci.
E ti dicevo grazie per questo romanzo che si legge, devo dire, ancora più con facilità, c'è un'eleganza e non lo faccio per Salamereco, lo dico perché ho letto anche gli altri e ho avuto il piacere di presentarne qualcuno di questi tuoi libri proprio in questa biblioteca, grazie al solito al grande Marco che è sempre presente e stimolante, devo dire, perché queste cose si possono fare anche nella nostra città. Apriamolo questo dibattito, non pensate che il dialogo possa essere fatto a due. Abbiamo parlato anche troppo noi. Sì, ed è bello, insomma, se qualcuno ha delle domande da porre, vediamo un attimino di fare. Io sostengo per esempio un po' la tesi di Pitao, mi sono stancato di sentire raccontare che sai, l'uva l'hanno importata da, quest'altra cosa l'hanno importata da, e sto iniziando a stancarmi, in realtà credo che il nostro popolo sia stato un grande popolo, lo dimostrano 10.000 nuraghi circa che ormai coprono la Sardegna da nord a sud, una civiltà architettonica straordinaria, una federazione cantonale stupenda, una comunicazione abbastanza veloce, perché l'Iliu sosteneva che da ogni nuraghi se ne vedevano altre due. Siamo arrivati poi nel periodo punico, ci ritroviamo in Africa, in realtà non c'è rimasto, voglio dire, ci sono rimaste grandi cose, ma dico che la nostra presenza attraverso i Shardana prima, che hanno dominato su tutto il Mediterraneo e lasciando anche tracce visibili, si parla di una forma di nuraghe vicina ad Israele, altre torri rilasciate durante le scorribande, per così dire, di questa popolazione straordinaria. Non è vero che siamo stati solo un popolo di pastori, sono stati anche un popolo di naviganti, e probabilmente il nostro commercio ha toccato molti punti straordinari di tutto il Mediterraneo. Qualcuno ha le domande e poi se le fa. Chi siamo? Ale, vai. Una cosa importante in un libro è l'incipit. Sì. Non c'è bisogno. Magari il preside ci legge l'incipit del libro che ci dà. Lo leggo io. La misura, assolutamente. Lo leggo io perché poi lui suo con latino è un po' così. Non è vero. Latinavo, ma no, non lo dico. Allora, l'incipit, ma non leggo tutto, leggo 5-6 righe. Sì, esatto. È il prologo. Il prologo non è neanche il capitolo 1, è il prologo e da quello si capisce perché i sardi poi vanno lì. Mi tolgo gli occhiali, metto gli altri rapidamente. Cartenne è, non so, possiamo andare nel frattempo mentre io cerco la cosa nella carta del Mediterraneo? Sì. Lo faccio vedere in modo che uno ce l'ha. I luoghi del romanzo. No, ancora? No, allora è quella giù, scusa. No. Torna un po', vai un po' più su, torna indietro, ce lo fai? Ancora indietro? No, questo qui è all'inizio. Dove c'è solo per farlo vedere. Sì. Ecco. Vedete? Allora, questi sono i luoghi del romanzo. Sicilia non c'è nel romanzo. Comunque, Sardegna, Turrise, ma un sacco di altre città, Roma, la Corsica, mare interno, Mediterraneo e qua l'Africa romana. In realtà Cartago è citata, ma non è citata nel mio romanzo, però queste città sono tutte citate. Tanaramusa, Rapidum, Auzia, tutte città romane. Cesarea, che era importantissima perché è la sede del governatore della Cesariense, e Cartenne, e adesso vediamo. Cartenne è una città sulla costa, antichissima tra l'altro, che è praticamente che cosa si svolge lì? Cartenne, costa settentrionale africana, 118 d.C. Odore di salmastro e fettore di alghe marce dilagavano tra i vicoli, penetrando gli scuri delle finestre sprangate. Spente una dopo l'altra le baluginanti luci di case e taverne, Cartenne sprofondò nella notte. Al tramonto le porte di quella città costiera furono sbarrate. L'escubitor, che vigilava sulla torre principale, era un uomo massiccio e piuttosto avanti con l'età. Indossava l'elmo e la corazza di cuoio rinforzata da placche di metallo usata dalle truppe ausiliarie. Impugnava la lancia e alla cintura erano assicurati un pugnale e la spada. Lo scudo rettangolare con l'insegna dipinta della sua corte, la Flavia prima Musulamiorum, era appoggiata al muro. L'uomo era un veterano della sua unità con la quale aveva servito l'imperatore Traiano in Numidia e ora il successore Adriano in Mauritania Cesariense. Dopo 25 anni di servizio finalmente la sua vita stava per cambiare. Il congedo era infatti imminente. L'amministrazione gli aveva già assegnato un terreno dove sarebbe andato a vivere con una vedova già carica di figli ma più giovane di lui e avrebbe ottenuto l'agognata cittadinanza.
L'ex cubito sbadigliò, si avvicinò alla piccola catasta di legna utilizzata per alimentare il fuoco di segnalazione nel caso di allarme. Ascoltò gli schiamazzi sguaiati provenire dalle poche taberne aperte, sotto i suoi occhi si spargeva la distesa di tetti e oltre la massa fragorosa del mare. Il profilo incerto dell'altra sentinella sulla torre vicina lo rassicurò. Il turno di vigilanza sulle mura era massacrante e noioso, tuttavia avrebbe trascorso un po' di tempo rannicchiandosi in un angolo con la sua coperta. Meglio una notte in servizio che essere costretto a ripulire il campo della caserma dagli escrementi degli animali o a riparare strade. D'altra parte non aveva i soldi necessari per comprare la benevolenza di un centurione, come invece facevano i tanti immunes per evitare i lavori pesanti della caserma e ottenere i migliori incarichi nella corte. Non vado oltre. Praticamente cosa accade? Che passa una ronda e lo avverte: stai attento perché abbiamo avuto informazioni che c'è una insurrezione di una popolazione, cosa tra l'altro realmente accaduta, e infatti una popolazione che si chiamano i Bacquati attacca questa città, ma è successo realmente, e da lì inizia tutta la nostra storia, perché Adriano decide di usare le maniere forti per reprimere questa e altre insurrezioni, e una di queste armi sue è appunto la corte seconda dei Sardi. Ruggero, non chiede leggete un altro pezzo, che la gente poi specialmente i ragazzi, io penso a loro. Ci sono domande? Apriamolo. Grazie. Apriamolo il dibattito. C'è qualcosa che mi ha incuriosito? Le corte sarde, Sì. dai generali, diciamo, dell'impero, erano considerati dei talenti o delle rovine? Secondo il titolo della Nuova Sardegna, un'intervista che mi ha fatto quando è uscito il romanzo, ha usato un termine un po' troppo forte, come dicevo prima, le teste di cuoio di Adriano, perché probabilmente noi usiamo il termine, anche l'amico Davide che vedo là in fondo ha usato il termine le truppe scelte di Adriano. In realtà comunque i sardi erano dei guerrieri provetti. Non è un caso che dove mandano i sardi? In Africa, in un'altra zona, Lambesis, vedete qui, dove c'era la sede della legione, c'era solo una legione, 6 o 12.000 uomini, gli altri erano tutte piccole corti, e qui solo i cittadini romani. Cagliari erano cittadini romani, però li mandano dove? Li mandano la corte dei Sardi, appunto nel confine meridionale dell'impero, in Africa, e li mandano sul Danubio a fronteggiare le continue insurrezioni, insorgenze, piccole invasioni, eccetera, delle popolazioni cosiddette barbare. Quindi i sardi sempre, non è che li hanno mandati a fare, a dirigere il traffico a Roma, per fare una battuta, no, li mandavano nei teatri di guerra più impegnativi. Da qui a dire che se fossero dei soldati bravi, io penso proprio di sì, ecco, ma penso che tutto l'esercito romano era. Tra l'altro Adriano aveva una fissazione, e io nel romanzo lo racconto: non voleva che l'esercito, che ormai era diventato stanziale, si impigrisse, doveva essere sempre pronto a partire, a fare, e infatti lui aveva dato degli ordini precisissimi perché ci dovessero essere continue esercitazioni, marce di centinaia di miglia, eccetera eccetera. I sardi sono dentro questa temperie, forse non erano né migliori né peggiori degli altri, ma comunque erano un corpo utilizzato nei punti più sfigati dell'impero. E in prima linea, assolutamente in prima linea. Prime che morivano. E i primi che morivano, infatti siamo pieni di epigri, di cose, cioè erano anche lì rari. Molti dei personaggi del romanzo sono appunto soldati romani realmente esistiti, e che io ho fatto un po', ho riportato in vita, ecco, penso che se lo meritassero. Il centurione Giulio Potito in realtà è morto a Cagliari, ma io infatti lo faccio tornare in Sardegna per una serie di cose, ed è effettivamente morto in quel periodo, e così via. Abbiamo anche altri personaggi, anche nella zona di Iglesias, anche in questa zona qui, anche nella zona di Caput Tirsi, che è Budusò, dove c'era una stazione. Mentre qualcun altro fa domande, volevo soltanto dirvi una cosa: quando parliamo dell'età antica, in generale lo dico ai ragazzi più che altro, ma i ragazzi sono più preparati di noi, molte volte pensiamo a una civiltà tecnologicamente arretrata. Ora prendiamo soltanto le poste. Una lettera per arrivare da Alessandria d'Egitto a Roma ci metteva 5 giorni. 5 giorni. Domani tutti alle poste per ricordare che cosa è successo. 5 giorni, naturalmente non lo sto dicendo a caso, e non a caso ho detto Alessandria d'Egitto, perché
l'imperatore aveva tutti i giorni, e con lui il prefetto del pretorio, che io cito, e anche probabilmente che coordinava i servizi segreti, il servizio postale cursus publicus si chiamava, era una cosa straordinaria, era un servizio postale gigantesco. Le strade a cosa servivano? Come Gianni ha detto giustamente, far passare l'esercito, far passare le derrate alimentari e far passare la posta. Noi non ci rendiamo conto, noi quando pensiamo dell'età romana, lo sappiamo, vediamo a Roma, il Colosseo, eccetera, ma le strade ci sono rimaste ancora, ci sono rimaste ancora e sono straordinarie. Molti tracciati li troviamo quando ci sono dei lavori di ristrutturazione. Qui a Olbia voi ne avete molti esempi. La cosa bella è che ogni tot chilometri, miglia romane, veniva costruita una mansio, una stazione di posta, che veniva usata soltanto da funzionari pubblici, che potevano dormire gratis e gli cambiavano i cavalli. Quindi c'era un continuo scambio di rapporti. Troverete delle lettere che io ho inventato naturalmente, un continuo scambio di rapporti, di ordini, di relazioni. Non era una cosa campata per... era proprio una vitalità amministrativa e politica dell'impero romano straordinaria, e le strade erano essenziali. Quindi una lettera da Turris Libisonis a Canales, dove c'era la sede del governatore, ci metteva un giorno e mezzo a cavallo. Tenete conto che si muovevano a cavallo i soldati, i sardi si muovevano a piedi o a cavallo dell'asino, però quasi tutti a piedi. Il cavallo, come nell'età successiva, era soltanto per chi aveva naturalmente la possibilità della guerra, eccetera. Oppure venivano forniti ai soldati nelle ali di cavalleria, si chiamavano così, dallo Stato, ecco. Però dicevo, tecnologicamente, quando noi guardiamo anche soltanto un libro di storia e vediamo, a parte le grandi opere architettoniche, ma guardiamo anche le scatole, le anfore, le brocche, le posate, le monete, adesso dico, le armi, guardate, è una cosa pazzesca, cioè gioielli, ecco. Oh, attenzione, i punici la stessa cosa, molto prima, e le popolazioni coeve, gli stessi nuragici molto prima. Non è che noi, se andate a vedere nei nostri musei, che cosa che voi conoscete bene, eccetera, ma queste sono banalità mie. Quello che volevo dire è che nel romanzo io non posso non tener conto dello sviluppo tecnologico dell'epoca, quindi quanto ci metteva una nave, com'era costruita la nave, cos'era la trireme, cos'era la bireme, quanto ci metteva, com'erano le vele, di che colore erano le vele. Sembrano delle cavolate, ma in realtà il romanzo storico, se entra nelle scuole, e io spero che entri sempre nelle scuole, ho fatto qualcosa già nelle scuole anche per i precedenti, io penso che debba essere non un bluff. Ritieniti invitato. Io vengo volentieri, per me è più importante andare nelle scuole che fare il presente, perché non è tanto vendere il libro, è quanto veramente parlare e confrontarsi. E poi c'è il lavoro dei docenti, che è quello prioritario. Io posso affiancare, ma non come competente, ma perché il romanzo storico aiuta davvero a imparare meglio. Io ho inserito altri elementi naturalmente, se ci fossero delle domande anche sui personaggi, basta pensare all'acquedotto, all'inclinazione che doveva fare, c'erano acquedotti perché se era troppo inclinato sbordava, se l'inclinazione era quella giusta praticamente non riusciva ad arrivare nelle diverse città. Se da Capo Abbas, per intenderci, rimanere qui a Olbia, arrivava fin qui in centro, vuol dire che la pendenza era quella giusta. Domande, vi prego, interveniamo, non abbiate paura, tanto Giudice ha già mangiato, io anche, quindi non mangiamo nessuno. No, ma chiaro che un romanzo balletto non è un libro di storia, è un romanzo pieno di mille cose, di personaggi, di curiosità. Adesso io non so se a Olbia ci fosse l'anfiteatro, adesso scusate la mia ignoranza, non so se ci fosse il teatro o l'anfiteatro, ma sicuramente c'era una struttura. Ma sicuramente sì, qualcuno la ipotizza nell'attuale palazzaccio e qualcun altro lo porta un pochino più su Via Piccola, per intenderci, che è nel cuore del centro storico. Durante la produzione del palazzaccio hanno trovato una quantità incredibile di reperti che poi sono andati buttati o persi. Pensiamo invece alla questione delle terme, che qui a Olbia naturalmente c'erano più di una, anzi. Se pensiamo che i romani puntavano alla pulizia del corpo in maniera incredibile e puntavano anche per le classi basse a garantire un sollievo, e poi immaginiamo che con lo sviluppo, quando la religione cattolica diventa religione di Stato con Costantino e successivamente,
le terme vengono chiuse tutte perché era sconveniente, no? Che uomini e donne. Io questo lo dico non tanto sulla Chiesa, perché poi tutto va storicizzato e diventano dei palazzi del pubblico potere, no? Per esempio a Turris Libisoni, quello che Gianni ha chiamato il cosiddetto palazzo del re barbaro, che viene chiamato così ma è una vecchia cosa, non bisognerebbe mai chiamarlo così, ma diventano da terme grandissime. Porto Torres ne aveva 3 o 4 e Olbia sicuramente ne aveva altrettante perché era grandissima. Diventa nell'epoca, diciamo, vandalica e successivamente bizantina una delle strutture del sede del tribuno, cioè del comandante militare, quindi cambia un po' tutto, ma tutto viene fatto con la costruzione fatta già dai romani nelle nostre città sarde, costruite o addirittura fondate dai Fenici, come abbiamo visto prima Tarros per esempio, fondata dai Fenici, forse su preesistenza nuragica, ma non in tutta la parte naturalmente, no, c'è una parte proprio di certo. presenza Quindi nuragica. nel romanzo, diciamo, se qualche docente che è presente, sono presenti, vogliono leggerlo eccetera, la lettera che consigliarlo ai ragazzi, che c'era un ducato barbaricino in Sardegna, questi sono fonti storiche, pare che una parte di questi barbaricini che resistevano e volevano in realtà però collaborare, che poi vengono sconfitti dai bizantini, bene, fossero formati da questi Mauri appunto. Teniamo conto di un'altra cosa, che quando abbiamo detto che la Sardegna era terra d'esilio, per esempio ci mandano un sacco di ebrei, ci mandano tanti ebrei deportati però, che poi i figli, i nipoti eccetera si installano proficuamente in Sardegna e collaborano tranquillamente, e poi ci mandano i primi cristiani e poi ci mandano tutte le popolazioni. Per esempio nella zona di Tortolì è stata accertata la presenza di un contingente militare federato, cioè dell'esercito bizantino, chiamiamolo così, che poi in realtà loro si chiamavano romani, dalla Bulgaria, bulgari. Cioè, voglio dire, quindi la Sardegna. Ah, ne abbiamo visto? Ne abbiamo visto. Senti, Vindice, la chiudiamo? La chiudiamo, però vorrei. Se qualcuno vuol fare domande, è chiaro che noi siamo sempre aperti. Ma facciamo contento il prof Ruggero. E chiudiamo con l'ultima pagina, però leggi tu, perché io non so leggere. No, chiudiamo con l'ultima pagina, perché sì, ha ragione, ma è come, scusa, sì, ma se c'è scritto non puoi leggere Gianni, non la leggo, ha ragione. Peccato, perché è una parte molto bella. È come dire no, è come dire che l'assassino, il maggiordomo, come diceva. No. Va bene signori, intanto grazie a Marco e al suo staff, grazie sicuro che non ci sono domande, perché non vogliamo che qualcuno se ne vada via dicendo non mi hanno fatto parlare. A me è rimasta ecco che c'era. Prego. Mi rimane appesa una curiosità. Prego. Lei ha detto che i calvisi sì. sono gli abitanti di Calvio. No. Derivano probabilmente di Calvio. Erano romani, cioè che erano continentali, trasportati poi in Sardegna e poi hanno modificato il loro nome. Molti dei nomi romani sono stati poi trasformati, prima schiavi a lavorare probabilmente nella zona di Lula, nelle miniere di Lula. Essendo io una Calvisi, perfetto. Oggi grandi pescatori. E lei mi ha detto sì. che non eravamo stinchi di santo. Guardi, L'ha detto. No, l'ha detto scherzando. Certo, e lei è di Bitti, immagino. Naturalmente. Cioè, in Sardegna poi siamo una Naturalmente. Volevo. E siccome ho scoperto un paese che si chiama Calvisi in Turchia, e questo è interessante, vuol dire che anche i turchi sono venuti qui a prolificare. C'era uno scambio. A Sofia, comunque, a 16 km hanno trovato un pozzo sacro che ha una discesa con gli stessi scalini di Santa Vittoria di Serri, che è soltanto largo di 7 centimetri in più. Quindi prima vi ho parlato di grandi popolazioni e di spostamenti a partire da Sciardana e poi probabilmente dai nuragici e poi ancora dopo. Questo significa che davvero i commerci erano floridi, straordinari, e gli scambi di architettura, comunque, di ingegneria alla fine hanno portato per rassicurare che non ci sono calvisi o cognomi coso, cito soltanto qualche nome presente nel romanzo per dire come entriamo in una dimensione onomastica diversa. A parte Traiano, Adriano Plottina, che era la moglie di Traiano, Vibia Sabina, abbiamo visto,
I personaggi sono Publio Acilio Attiano, tutore di Adriano, Quinto Marcio Turbone, generale, Publio Dasumio Rustico, quindi guardate che onomastica importante. I personaggi del romanzo sono Gaio Asinio Tucuriano, che era il proconsole capo della provincia senatoria, quindi non troverete cognomi, nomi strani, eccetera. Felice Sardo, esistito davvero, che era il capo, uno dei protagonisti del romanzo. Marco Giulio Potito, che era il centurione, esistito davvero. Lucio Magno Fortunato, esistito davvero. Marco V, Gaio Sulpicio, Ursario, Sestia la moglie, inventata da me, Marco Allio Celere, Flavio Giustino, Tito Elio Vittore, Apollonio, musico di Turris Libisonis, esistito davvero. A Porto Torres hanno trovato anche un pezzo di una tessera per l'ingresso al teatro. Elio Pudentillo, l'augure di Turris Libisonis, che è il padre di Giulia Fortunata di cui abbiamo parlato prima. Giulia Fortunata, la nostra ragazza bellissima, molto giovane, sedicenne. Gneo, ufficiale pretoriano, e Ulpio Eliano, il procuratore delle miniere del Sulcis, perché le miniere erano importantissime. Quindi troverete anche un'onomastica che vi riporta lì, senza voli pindarici su appunto i Calvisi, ancora non c'erano. Ecco. No, non c'erano. No, sto scherzando. No, la battuta. Certo. Le malefatte sono venute dopo. Vitti per esempio è un luogo dove ci sono dei reperti romani straordinari ed è in piena Barbagia. Quindi dov'è questa Sul romanzesimo resistenza? lì c'è stata una bastonata terribile che i romani hanno dato ai La sardi. resistenza c'è stata nel primo secolo in Sardegna, e per combattere la resistenza sarda non hanno mandato le corti, 500 uomini, hanno mandato legioni, 6.000 o 12.000 uomini. Immaginatevi voi un esercito di 12.000 uomini che ha fatto terra bruciata con i cani, con i molossi, e hanno fatto fuori. Basta, ci sono tante cose da dire, ma la gente deve... Signori, grazie per la vostra presenza. Grazie. Alla prossima, sapendo che questa è la seconda riedizione di Rapido. Grazie Marco, grazie al tuo staff, grazie alla biblioteca, grazie e grazie a tutti. Tanto ciao.